Terza corsa, un confronto riservato ai gentleman. 8 sui 1660 metri. Lo schieramento: 1 Bimbo di 1000, 2 Borea Gall, 3 Balsamo Leone, 4 Banatina, 5 Batiz, 6 Bandito Ben, seconda linea 7 Bacau di Casei, 8 Berta SM. I favori sono netti per Bandito Ben, numero 6 Matteo Zaccherini in sediolo. Intanto c'è l'errore di Banatina. E così davanti ci va Borea Gall, attaccata al largo da numero 4 Leone, Banatina squalificato, numero 8 Berta SM squalificato. Attacca sulla piegata, risponde però Borea Gall, che intende correre evidentemente al comando, perlomeno contro Balsamo Leone, che può cercare di accodarsi in seconda posizione. Lo fa dopo 300 metri di gara piuttosto svelti. All'esterno rimane invece Bandito Ben. 400 iniziali completati in 29,6. Bandito Ben arriva a ridosso di Borea Gall. Balsamo Leone a contatto. Vediamo, Bandito Ben si adegua probabilmente all'esterno dopo 600 metri in 45,2. Bandito Ben ora però forza i tempi davanti alle tribune, attacca con decisione Borea Gall e dopo 800 metri abbondanti si avvantaggia, anche se non scende ancora alla corda, perché Borea Gall difende la posizione e se ne va il chilometro con i due ancora alle prese. 1:15,4. Sposta a questo punto Bimbo di 1000 dalla quarta posizione, mentre Bandito Ben sta sopravanzando Borea Gall, muove anche Balsamo Leone. Bandito Ben a 400 dalla conclusione, prende vantaggio da Borea Gall, che è preso sotto tiro nuovamente da Balsamo Leone e da Bimbo di 1000, che però non progredisce più di tanto. E così è Bacau di Casei lungo la corda che cerca di rinvenire. Intanto Bandito Ben in vantaggio al completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo. Bandito Ben ha 3 lunghezze di margine da conservare sugli avversari. Nel finale Bandito Ben viene a concludere facile, secondo posto per Balsamo Leone, che piega infine la resistenza di Borea Gall, minacciata all'interno da Bacau di Casei, che dovrebbe però essere quarto. 1:15,3 ragguaglio conclusivo, la vittoria per Bandito Ben e Matteo Zaccherini, da netti favoriti. L'allievo di Marco Azzaroni a segno per conto di Francesco Greco. Bel primo piano di Bandito Ben, Matteo Zaccherini in